Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sono le 12 in punto, tantissima cronaca anche oggi da tutte le nostre province. Partiamo dall'indagine sull'incidente che ha causato molte ferite multiple a un bambino di 6 anni che è precipitato dalla seggiovia delle Melette a Gaglio. Ci sono 6 indagati, sentiamo le ultime notizie da Ferdinando Garavello. Ci sono 6 indagati per l'incidente avvenuto qualche giorno fa sulle piste da sci delle Melette, dove un bambino è caduto dalla seggiovia procurandosi serie ferite. La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo inserendo nel registro degli indagati 6 persone. Fonti locali fanno sapere che si tratterebbe di maestri di sci e altri soggetti riconducibili alla società che gestisce l'impianto sciistico. Si tratta comunque di un atto dovuto in un momento in cui la Procura Berica deve ricostruire cosa sia accaduto domenica sulla seggiovia per individuare eventuali responsabilità. Secondo le ricostruzioni, il piccolo sciatore proveniente dalla provincia di Verona sarebbe salito sulla seggiovia con un altro minorenne per poi trovarsi improvvisamente in difficoltà. Il bambino stava per cadere ma è stato trattenuto per alcuni istanti dal suo accompagnatore, che ha forse evitato una caduta sulle rocce in un punto piuttosto pericoloso del tragitto. Il piccolo è comunque volato a terra per alcuni metri procurandosi traumi e fratture. Immediato il ricovero in ospedale, ma dopo alcune ore di apprensione pare che le sue condizioni stiano migliorando. Resta da capire cosa sia accaduto sulla seggiovia, se ci siano state inottemperanze da parte del personale o di qualcun altro, oppure se la sbarra di sicurezza sia stata alzata durante il percorso. Tutte domande a cui risponderanno le perizie che verranno effettuate, assieme ai riscontri con le persone interessate. Poteva anche andare peggio perché questo bambino è caduto sulla strada, quindi sull'asfalto, la caduta non è stata attutita dalla neve, quindi si cerca di capire davvero che cosa sia accaduto. Intanto la bambina marocchina di quasi 3 anni annegata nel 2022 nel canale Gorzone. Siamo a Padova, andranno a processo 2 amici di famiglia. La morte della piccola Yakut Afane, la bimba marocchina di quasi 3 anni, annegata nelle acque del canale Gorzone a Stanghella nel 2022, è avvenuta per colpa di una disattenzione di un cancello rimasto aperto dopo l'entrata di un'auto. Per questo 2 connazionali, amici di famiglia della piccola, sono stati indagati dalla Procura di Rovigo per omicidio colposo e andranno a processo come disposto dal giudice per l'udienza preliminare. Si tratta di 2 cittadini marocchini di 36 e 35 anni. Il primo proprietario dell'abitazione aveva aperto il cancello di casa per far entrare l'amico 35enne arrivato da Carpenedo. Dal cancello rimasto aperto era sgattaiolata fuori la piccola Yakut, che in quel momento stava giocando con gli altri amichetti. La piccola, poche ore dopo, era stata trovata morta annegata nel canale irriguo che costeggia il fiume Gorzone. La bambina, insieme ai suoi genitori, abitava a Mestre. Quel giorno era andata in visita agli amici che abitavano in via Canaletta a Stanghella. La piccola stava giocando in giardino con altri bambini mentre gli adulti chiacchieravano poco lontano. In un primo momento i genitori erano stati indagati per omesso controllo, le loro posizioni però sono state archiviate. A processo andranno solo i 2 connazionali che, dopo aver aperto il cancello, non hanno controllato che fosse chiuso e che la bimba non fosse nelle vicinanze. L'esame del DNA ha accertato che il bambino che Vanessa Ballan teneva in grembo apparteneva al compagno della vittima, del kosovaro che l'ha accoltellata davanti a casa, e questo spiegherebbe, secondo i magistrati, anche il movente del delitto. Probabilmente il kosovaro che l'ha assassinata l'ha fatto perché ormai pensava che non avrebbe più potuto ripristinare una relazione che la donna aveva voluto interrompere. Vediamo il servizio. È Nicola Scapinello il compagno con cui viveva il padre biologico del figlio che Vanessa Ballan portava in grembo quando è stata barbaramente uccisa. È questo il risultato del DNA del feto eseguito dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli durante l'autopsia. Un altro tassello che confermerebbe la versione che ha sempre fornito il compagno di una vita di Vanessa.
La vittima aveva troncato la relazione con Bojan Fandaj, nonostante le minacce e le continue persecuzioni, voleva stare con la sua famiglia, ma lui non accettava di essere stato lasciato, non voleva chiudere quella relazione. Così il 19 dicembre ha scavalcato la recinzione dell'abitazione di Vanessa e prima l'ha colpita in testa e al volto, poi il killer l'ha pugnalata a morte, nonostante il disperato tentativo della giovane mamma di difendersi dai suoi colpi. L'esame aveva stabilito che Ballan è stata uccisa da 8 coltellate, 6 profonde e 2 superficiali, 2 fendenti hanno lesionato i polmoni, mentre uno ha colpito il cuore. Vanessa era incinta da circa 12 settimane. Il 30 gennaio Bojan Fandaj parlerà con il magistrato e racconterà la sua versione, la sua verità. Lui ossessionato di Vanessa, con le foto disseminate in tutta casa, infuriato per la fine di questa storia. Forse a far scattare la follia dell'uomo denunciato dalla stessa Vanessa il 26 ottobre scorso per stalking e revenge porn potrebbe essere l'aver saputo che la donna aspettava un bimbo. A trovare Vanessa senza vita il compagno Nicola. Fandaj era fuggito cercando di depistare i carabinieri che subito si erano allertati per cercarlo. Poi la cronaca di quella sera, quando il quarantenne chiama il 112 ma non si costituisce, perde tempo, torna a casa sperando che i militari lo stiano cercando altrove. Ma dopo la doccia per lui scattano le manette. I carabinieri si erano appostati vicino a casa ad attenderlo. L'avvocato Simone Guglielmin, legale dei familiari della vittima, si limita a dire: Nicola continua a vivere nel dolore da quel tragico giorno. Servizio di Daniela Sizia, vediamo invece un titolo dalla tribuna di Treviso. Colpisce ancora Fleximan, è tornato in azione in provincia di Treviso, Ariese Pio X, è stato abbattuto nella notte il palo di un autovelox. Ci collegheremo tra poco con Christian Arboit in diretta proprio da Ariese. Ancora un episodio di spaccio che vede protagonisti giovani padovani, un fenomeno che non passa inosservato. A vendere la droga ora iniziano a essere ragazzini incensurati e, come si suole dire, di buona famiglia. Ecco gli ultimi episodi di cronaca nel servizio di Federico Fusetti. Un altro giovane padovano, appena 18enne, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Padova. Anche quest'ultimo, proprio come il giovane sorpreso l'altro ieri con oltre 1 chilo di hashish, sempre in zona Volta Busegana, è stato individuato dai poliziotti perché nei pressi di un parco pubblico consegnava la droga ad alcuni automobilisti. I poliziotti hanno così aspettato che uscisse di casa, controllandolo. Con sé aveva un vasetto di vetro con più di 50 grammi di hashish, un coltellino e un bilancino di precisione. L'arresto del giovane è stato poi convalidato dal giudice. Un altro giovane, 21enne, di origini rumene ma regolarmente residente a Padova, è stato invece denunciato perché sorpreso con 6 dosi di cocaina, di cui aveva provato a disfarsi durante la breve fuga. Al momento non risultano collegamenti tra i giovani arrestati e denunciati in questi ultimi giorni. Certo è che questo ennesimo intervento dimostra il coinvolgimento di giovanissimi padovani incensurati di buona famiglia nell'attività di spaccio. Oggi in regia Tony Esposito e Italo Morao. Andiamo avanti con la cronaca, siamo nel Vicentino dove c'è stato un incendio in una abitazione di Poianella di Bressanvido, evacuata una famiglia. Bressanvido, tanta paura ma fortunatamente nessun ferito nell'incendio scoppiato sul tetto di un'abitazione di Via Bosco in località Poianella. Le fiamme si sono sprigionate nella tarda serata di ieri nei pressi della canna fumaria e si sono estese successivamente al tetto ventilato del caseggiato. L'arrivo tempestivo in massa dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che le fiamme distruggessero l'abitazione. 19 pompieri giunti con 3 autopompe, 3 autobotti e l'autoscala hanno permesso di circoscrivere il rogo ad una sola falda del tetto. Le cause dell'innesco sono al vaglio dei tecnici. La famiglia residente evacuata ha trovato ospitalità per la notte presso alcuni parenti. Andiamo adesso a Ariese Pio X perché è tornato in azione, come vi abbiamo detto, Fleximan, un uomo che con il flessibile ha già colpito in diverse province del Veneto, ma non ancora da quelle parti. In diretta Christian Arboit.
Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Questo il risultato nella notte, questo palo dell'autovelox tranciato di netto mediante flessibile, un copione che si sta ripetendo con una frequenza assurda nel Veneto, ma è la prima volta per questo angolo della Marca trevigiana. Vedete un taglio veramente nettissimo con il palo che poi si è adagiato lungo il fossato. Ho sentito poco fa il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, che non se la sente di commentare, o perlomeno mi dice: guarda, non voglio essere presente per non dare troppa visibilità a questo fenomeno, perché se ne sta parlando troppo e si rischiano fenomeni di emulazione. Però questo è il dato, questo è il fatto, questo è il danno anche per le casse del comune. Matteo Guidolin che ha definito queste persone che sono entrate in azione dei veri e propri Don Quixote degli autovelox. Resta il fatto che per l'appunto emulazione o che altro le indagini sono in corso da parte dei carabinieri, questa volta del comando di Treviso. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di episodi analoghi sulla Romea a Rosolina, sul passo Giau, e qui con me, lo saluto e lo ringrazio perché fa molto freddo e la situazione è un po' così, siamo a ridosso della strada. Qui con noi è rimasto Marco Agostinelli. Marco Agostinelli è operaio della ditta che si occupa di questi autovelox. Marco, qui è il solito copione, ormai si sta ripetendo. Sì, non è il primo che succede qua, soprattutto in zone Veneto, che appunto arrivano e abbattono tutto il palo con conseguenze, si spacca tutte le apparecchiature, appunto c'è il rischio anche che finiscano in strada, eccetera, e arrechino ulteriore danno. È diventato un vero e proprio fenomeno. Sì, decisamente. Ecco, ma voi che vi occupate di queste tecnologie, che idea vi siete fatti? Perché questo fenomeno, questo, chiamiamolo, odio nei confronti di questi dispositivi? Diciamo che sono dispositivi che servono per la comunità, per la sicurezza della comunità e altro, e magari c'è appunto chi piuttosto che rallentare preferisce a venire a tagliare e arrecare questi danni. Ecco, un danno di questo tipo a quanto ammonta? Migliaia di euro? Sì, di prezzi non ne so, però è un bel danno, anche perché solo la telecamera in sé ha un bel costo. Tu adesso di che cosa ti stai occupando? Perché vedo che hai aperto la cassettina. Niente, adesso io ho aperto perché ho tolto alimentazione per verificare che fosse effettivamente tolta, per lavorare, smontare tutte le apparecchiature e poi lasciare il palo ancora più verso il prato, diciamo, e mettere ulteriormente in sicurezza per riportare le apparecchiature per l'assicurazione, per il ripristino. Qualcosa è recuperabile? Nì. Da parte dell'apparecchiatura interna sì, le telecamere bisogna vedere, però difficilmente si recuperano tutte. Marco, grazie davvero. Marco Agostinelli della ditta appunto che si occupa di questi autovelox. Io direttore ti lascio con queste immagini, ma anche con le parole pronunciate pochi giorni fa dal sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Rosolina che è stata teatro a inizio anno di un altro agguato di Fleximen nel pieno della Romea, una delle strade più nere del Veneto. Perché di questo stiamo parlando? Lo vedi anche adesso con le immagini che vedi alle mie spalle, riprese da Simone Merlo. Questa è una strada dove si corre tanto, ci sono tante croci e tanti mazzi di fiori, vuol dire che sono strade pericolose, e a questo punto questi dispositivi servono, o perlomeno dovrebbero servire a far rallentare le persone. Considerazioni che sentirai anche nelle parole del sindaco di Rosolina Grossato, e con Simone Merlo ti restituisco la linea. Le immagini sono state ovviamente date agli inquirenti, vedremo se daranno un esito positivo a tutta la questione.
sicuramente... Quindi possiamo dire che il sistema di videosorveglianza di Rosolina potrebbe aver catturato il serial killer degli autovelox? Non sono in grado di sottoscriverlo, sicuramente chi fa questo atto vandalico non è uno sprovveduto, perché incappucciato, con guanti, sciarpa e occhiali, anche se sera diventa anche difficile a identificarlo, però ci sono anche altre astuzie che gli inquirenti stanno facendo, dalla cella telefonica ai varchi stessi delle targhe, ad esempio se ha raggiunto i posti con la targa. Adesso stiamo offrendo un po' di informazioni, ma ormai il dardo è tratto, come si dice. C'è una taglia, mi pare di capire, su Fleximen. Beh, manca poco, infatti abbiamo fatto una chat dei sindaci della provincia di Rovigo, ormai adesso siamo ad 8 e ogni tanto condividiamo anche in maniera scherzosa, perché alla fine spiace, perché ribadisco è un atto vandalico, spiace soprattutto che i cittadini lo abbiano veramente definito un nuovo supereroe. Non è così, è un episodio che va assolutamente respinto, e anzi abbiamo bisogno anche della solidarietà, ma anche delle informazioni che qualcuno potrebbe dare, insomma. Il sindaco di Rosolina ha intervistato ieri dalla collega Cristiana Arboit. Andiamo avanti sempre con la cronaca. Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Mirano per un autoarticolato rimasto bloccato su una strada bianca dopo aver seguito le informazioni del navigatore. Il camionista polacco, tradito dalle indicazioni, è finito con le ruote fuori dalla carreggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno con delle fasce imbragato il semirimorchio, rimettendolo in strada per poi farlo procedere in retromarcia e fargli guadagnare la via principale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa. A chi non è capitato di essere portato in località remote da un navigatore impazzito. E poi ancora c'è stato uno spettacolare incidente in via Facciolati a Padova. Siamo a Padova, traffico in tilt in una delle zone calde della città. Sentiamo Federico Fusetti e poi andremo a Mestre da Ilaria Marchiori per la scarsa sicurezza in molti cantieri edili. Ma intanto vediamo l'incidente. Traffico in tilt in via Facciolati per uno spettacolare incidente che ha visto coinvolte 2 auto. Era l'ora di punta, attorno alle 8:40 del mattino, quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, 2 auto si sarebbero scontrate, una Fiat Panda e una Citroen C3, e la Panda si è ribaltata in via Facciolati, a poche decine di metri da Ponte Corvo e da via Gattamelata, all'incrocio con via Paruta. Il bilancio è di una donna di 54 anni alla guida della Panda, ferita non gravemente, mentre non è ricorsa alle cure dei sanitari del SUEM l'altra conducente di 29 anni. La conseguenza è stato un ingorgo che ha bloccato però il traffico per quasi un'ora in tutta la zona di via Facciolati, via Gattamelata e Ponte Corvo. Sul posto anche i vigili del fuoco e il SUEM per prestare soccorso e togliere i mezzi dalla strada. L'incidente è avvenuto in una zona in cui, a qualche centinaio di metri di distanza, sono aperti alcuni cantieri per il tram con inevitabili disagi, in particolare per la seconda linea, il SIR 3, all'incrocio tra via Sografi e via Forcellini. Lavori che dureranno in una prima fase per 1 mese e per una seconda fase fino ad aprile, coinvolgendo tutta via Sografi, con modifiche alla viabilità e ai sensi unici della zona. A poca distanza, inoltre, si trovano anche l'ospedale e i lavori per il tram in via Giustiniani. Altri cantieri importanti sono quelli di via Gozzi, chiusa da novembre e probabilmente fino ad aprile, e a Volta Barozzo per la costruzione del nuovo ponte sul quale transiterà il tram. E veniamo alla sicurezza nei cantieri edili. È piuttosto preoccupante il livello di insicurezza che è stato riscontrato. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori, che è con il presidente dell'ANCE di Venezia. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esattamente, siamo qui con la presidente di ANCE Venezia Giovanni Salmistrari proprio per commentare il bilancio diffuso ieri dal nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Venezia sull'attività 2023 per quanto riguarda queste irregolarità all'interno dei cantieri della provincia. Si parla di un 80%, un numero che comunque lascia abbastanza così interdetti
segreti, se vogliamo. Ci sono però delle precisazioni da fare, Presidente. Certo, buongiorno a tutti. Innanzitutto siamo assolutamente a fianco dei carabinieri, con i quali peraltro collaboriamo attraverso il nostro ente paritetico proprio per la formazione e la informazione dei lavoratori, e va sottolineato che non siamo nemmeno tanto contenti degli altri dati che ci vengono comunicati, che più o meno l'80% rappresenta un dato anche negli altri settori, agricoltura, commercio, servizi, per cui questo ci dà la lettura di un paese o di una zona del paese che si è dimenticata il valore delle persone, il valore di fare impresa. L'impegno dell'Associazione dei Costruttori di Venezia è certificato dall'attività che facciamo di formazione. Ci tengo a dire che abbiamo oltre 400 corsi effettuati nel 2023, oltre 3.000 dipendenti formati, abbiamo visitato 500 cantieri delle nostre imprese o di chi ci ha chiamato per avere il nostro consiglio, per cui quello che ci teniamo a sottolineare è l'impegno dell'associazione e il fatto che i costruttori non sono tutti quelli che vengono detti, anzi a mio avviso la maggior parte è corretta e segue le regole. Sarebbe opportuno forse anche avere i nomi di queste persone, ma non solo per una gogna mediatica che non ci vede assolutamente favorevoli, ma forse anche per poterli avvicinare e spiegare il valore del settore delle costruzioni e cosa può fare l'associazione per loro. Ecco, lei ha detto, noi organizziamo dei corsi di formazione, quindi poniamo l'attenzione. Alla luce di questi dati, di quanto è emerso, avete intenzione di modificare in qualche modo, approfondire, andare a cercare, non lo so, i punti più difficoltosi da cui sono emerse queste criticità? Sì, sicuramente il nostro sforzo sarà ancora maggiore. Va ricordato che forse nel 2023 e negli anni precedenti c'è stato un po' un aumento di questo volume d'affari nel mondo delle costruzioni dovuto ai bonus, e forse si sono improvvisate molte imprese che poi non sono imprese, ma possiamo dire pseudo imprese. Io credo che sia anche fondamentale da parte dei committenti di scegliere le imprese a cui affidare i lavori, andando a guardare anche un po' la storia e facendosi anche proprio informare se sono in grado di fare determinati lavori e cosa hanno fatto e che corsi hanno svolto. Insomma, ci sono le regole, basterebbe osservarle e cercare di approfondire appunto anche da parte dei committenti a chi danno il lavoro. Ecco, ringrazio il Presidente Giovanni Salmistrari, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e ai tecnici che hanno realizzato questo servizio. Andiamo avanti ricorderete l'inchiesta sulla gestione dei migranti a Padova nel 2015. Sono stati assolti i funzionari della prefettura che erano stati messi sotto indagine, e anche i vertici della Coop Eco Officina. Erano stati accusati a vario titolo di turbativa d'asta, frode, rivelazione del segreto d'ufficio, falso ideologico, abuso d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità nella gestione dei centri per migranti accolti nell'ex area Prandina a Padova e nell'ex base di San Siro a Bagnoli di Sopra. Dopo una lunga vicenda processuale sono stati assolti dal Tribunale di Padova 3 ex funzionari della prefettura e i vertici della cooperativa Eco Officina. Prosciolti perché il fatto non sussiste al termine del processo durato 3 anni, l'ex viceprefetto vicario Pasquale Aversa, Alessandro Sallusto, all'epoca viceprefetto, Tiziana Quintario, funzionaria che in quel periodo era addetta alla gestione dei migranti, Simone Borile, gestore della Coop Eco Officina, poi diventata Edeco, sua moglie Sara Felpati e il terzo ex socio Gaetano Battocchio. L'ex viceprefetto vicario Aversa è stato anche assolto per non aver commesso il fatto del reato di rivelazione di segreti d'ufficio. Per alcuni dei capi di imputazione è intervenuta la prescrizione del reato. La vicenda era emersa nel 2015 sotto la lente dei magistrati, era finita l'assegnazione di un bando del marzo di quell'anno predisposto dalla prefettura padovana per fronteggiare l'emergenza migranti, un accordo quadro sottoscritto con la cooperativa sociale della Bassa Padovana che all'epoca si chiamava Eco Officina. L'accusa nei confronti dei funzionari pubblici era quella di non aver compiuto le necessarie verifiche nella gestione di 2 hub, quello della Prandina a Padova e quello di San Siro a Bagnoli. In sede di giudizio però si è tenuto conto della situazione straordinaria che si era venuta a creare in quel periodo.
E sempre a Padova sono aumentati i controlli antidegrado dopo la tragedia dell'ex Configliacchi, cioè i 3 migranti che erano morti asfissiati da esalazione di monossido di carbonio. I carabinieri si erano concentrati settimana scorsa su piazza Salvemini, invece oggi blitz della polizia sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia. Vediamo. L'accampamento abusivo realizzato con materassi, cartoni e coperte sporche era comparso settimane fa prima di Natale ed era diventato il rifugio di un gruppo di senza fissa dimora per ripararsi dal freddo. È scattato alle prime luci dell'alba il controllo straordinario della polizia insieme all'unità cinofile, alla polizia locale e ai tecnici di APS sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia lungo via Tre Venezie a Padova. La situazione era stata segnalata più volte dai residenti e l'avevamo mostrata anche noi nella mappa dei luoghi critici della città all'indomani della tragedia dell'ex Configliacchi, dove sono morti 3 giovani stranieri a causa delle esalazioni di monossido. Questa mattina, quando i poliziotti sono intervenuti, hanno trovato 4 persone che dormivano su giacigli di fortuna, nascosti da coperte e stracci sporchi. Si tratta di un 33enne moldavo irregolare, un 44enne del Mali con permesso di soggiorno per protezione internazionale scaduto e mai rinnovato, un 40enne romeno e un 48enne tunisino, anch'egli privo di documenti. I 4 a vario titolo hanno precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di immigrazione clandestina e false attestazioni della propria identità. Sono stati indirizzati ai vari alloggi previsti dal piano freddo attuato dai servizi sociali del comune. Per i 3 extracomunitari sono state avviate le procedure di allontanamento dal territorio nazionale. APS invece ha iniziato a sgomberare l'area dall'accampamento. Il parroco di Santa Maria del Sile, Don Giovanni, che è stato attaccato da una parte dei residenti del paese perché è ritenuto responsabile di avere accolto nella chiesa del paese i migranti. Alcuni hanno dormito lì, altri adesso sono stati spostati perché c'è stata una petizione dei cittadini che avevano chiesto di cacciarlo. È stato intervistato ieri dalla nostra Francesca Bozza. Sentiamo. Una sera appunto uno di loro mi si è avvicinato, mi ha preso in disparte e mi ha detto che aveva capito che c'erano dei problemi. Mi fa: guarda che se tu hai dei problemi per noi, dice, io parlo per me, ma se tu hai dei problemi per noi io esco fuori subito. Allora io mi sono un po' commosso, l'ho mandato da un'altra volontaria per fargli spiegare che invece noi eravamo contenti che ci fosse, che non si preoccupasse. Ecco. Perché lei non riusciva a parlargli? Io non riuscivo a parlare. Si emoziona ancora Don Giovanni Kirchner ricordando questo episodio, uno dei tanti vissuti durante i giorni d'accoglienza di alcuni senza tetto in chiesa accanto all'altare. Giorni contraddistinti da una gara di solidarietà tra chi ogni notte dormiva con gli ospiti, chi tutte le mattine portava la colazione e chi invece si presentava con cibo o indumenti o semplicemente per esprimere il proprio appoggio al parroco. Ma sono stati anche giorni di polemiche sfociati con la proposta di una petizione da parte di alcuni residenti per allontanare da Santa Maria del Sile Don Giovanni. Noi siamo anche disposti chiaramente a incontrare e a parlare con tutti. Purtroppo non abbiamo avuto questa possibilità con loro, quindi non sappiamo neanche bene dare una dimensione a questa protesta. Una vicenda chiusasi qualche giorno fa con il trasferimento degli ospiti che secondo Don Giovanni non ha incrinato i rapporti di collaborazione con Cassugana. C'era un accordo prima e questo accordo rimane e ci sarà da qua in avanti. Ecco. Dopo, se vogliamo dire che possiamo fare meglio, certo, questo gesto non era contro qualcuno, ma era a cercare una soluzione. Ma l'impegno del parroco di Santa Maria del Sile prosegue, aiutando alcune di queste persone a ricostruirsi una vita. Se però poi chiediamo a Don Giovanni se sarebbe pronto a riaprire le porte della sua chiesa, in questo momento non saprei dirlo sinceramente. Il nostro impegno principale non è quello nell'ospitare fisicamente le persone, ma è quello di lavorare come comunità perché queste persone non abbiano più bisogno di essere ospitate da qualche parte. Però non lo esclude? Non lo escludo perché questa è la vita, insomma. Stiamo lavorando per incrementare ulteriormente la disponibilità di spazi, ma è importante continuare a dialogare con tutte le realtà coinvolte perché non si facciano scatti in avanti, evidenzia il sindaco Conte.
Un piccolo invito che faccio a Don Giovanni è quello di condividere con questa rete quelle che sono delle iniziative per evitare di creare malintesi, incomprensioni o tensioni nella comunità. E proprio dal dialogo con il sindaco Conte, con il vescovo di Treviso Michele Tomasi, che alcuni dei migranti sono stati spostati nel seminario vescovile, quindi la Chiesa comunque fa la sua parte. C'è stato un vertice d'urgenza in comune a Venezia dopo il nuovo incidente che ha coinvolto a Mestre un autobus della società La Linea, che è la stessa società dell'autobus che era precipitato dal cavalcavia con una strage di passeggeri. Entro domani la società dovrà presentare una relazione tecnica dettagliata. I cittadini sono preoccupati, dice l'assessore Boraso, e noi dobbiamo fare chiarezza. Sentiamo Filippo Fois. Questa mattina ero a un mercato cittadino e sono stato bersagliato, la gente ti ferma, la gente ha paura, ma cosa succede sempre a questi mezzi? Cioè, mi pare normale dover dare delle spiegazioni e rassicurare i nostri concittadini. È stata una convocazione d'urgenza, neanche 24 ore dall'incidente, quella dell'ufficio trasporto pubblico locale del Comune di Venezia, per fare chiarezza sull'uscita di strada del bus della linea 13 in via Cappuccina a Mestre. Un altro incidente, in questo caso lievissimo e senza conseguenze, che ha coinvolto un mezzo della linea, come nella drammatica notte del 3 ottobre sulla rampa Rizzardi, come quel sabato sera del 14 ottobre in via Carducci. Per questo l'assessore Renato Boraso si è impegnato a fare chiarezza. Vogliamo una relazione tecnica, che loro si sono impegnati domani a darci, anche con il tracciamento dei sensori. Questi mezzi hanno dei sensori speciali che tracciano gli eventuali blocchi o disguidi al sistema elettrico o al sistema complessivo di questi mezzi, e noi vogliamo che i tracciamenti di questi sensori, proprio per escludere ogni dubbio su un guasto di carattere tecnico. L'incidente, come detto, è stato di lieve entità, ma inevitabilmente gravato dall'enorme peso dei fatti di ottobre. Alla Linea SpA è stato chiesto di presentare già domani una perizia tecnica su quanto accaduto in via Cappuccina per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio. Noi ci fidiamo delle dichiarazioni di oggi, ma vogliamo documentazione per essere tranquilli. Lo dico e vi chiedo proprio per applicare un principio di autotutela e precauzione che si impone. Non è una questione perché poi l'autista inizialmente ha detto una cosa, poi ha sbagliato la valutazione. Allora, sgombriamo da ogni dubbio questa vicenda con una documentazione tecnica. E ancora aggressione ai danni di autisti della ditta MOM, la ditta di autotrasporto pubblico a Treviso. Sugli autobus spesso ci sono episodi di violenza. A Pieve di Soligo l'ultimo, protagonista un 17enne che ha minacciato e aggredito il conducente. Pugni al volto, strattoni e urla, in pieno centro, davanti alla gente. Parlano da sole le immagini del video girato da QDP News. Erano circa le 8 di mattina quando in piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo un giovane ragazzo minorenne italiano di seconda generazione ha aggredito un conducente della linea 132 della MOM per un assurdo scambio di persona. Secondo il 17enne, infatti, l'autista sarebbe stato il responsabile di una manovra pericolosa che qualche tempo fa lo avrebbe visto quasi investito. Così, improvvisa, è scoppiata la furia. A distanza di tempo ha fermato un altro autobus e ha iniziato a inveire contro l'autista. Da questo fatto ne è nata una colluttazione che ha portato a uno scontro fisico. L'autista che ho potuto incontrare perché ha dato subito la sua versione alla polizia locale e ai carabinieri, asserisce di aver ricevuto dei pugni. L'ho trovato molto scosso. Un trauma, quello subito dal conducente di circa 60 anni e papà di una bimba di 10, che racconta di essersi istintivamente difeso non appena il giovane ha cominciato ad agitarsi e a colpirlo
colpendolo ripetutamente in volto. Medicato dal personale del municipio subito dopo l'aggressione, l'autista è stato portato in pronto soccorso dove ha rimediato 4 giorni di prognosi a causa dei pugni inferti alla bocca. Che questa persona è stata subito identificata e quindi adesso si avvieranno le indagini del caso. Vicinanza al dipendente espressa da Mom, che intende procedere per vie legali. Il ragazzo potrebbe infatti rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio, anche perché oltre all'aggressione il giovane ha danneggiato i sistemi interni della corriera. Di queste situazioni subiamo anche di danni come azienda, perché adesso l'autista che sta a casa 4 giorni è un problema perché non è che abbiamo autisti in esubero, ma è un problema anche sotto l'aspetto economico per la società. Se questo signorino ha rotto, non so, la VM è un altro problema. Si tratta dell'ennesima aggressione al personale del trasporto pubblico della Marca. Degli scorsi giorni la violenza a Conegliano ad un controllore ferito alla mano dopo aver chiesto ad un ragazzo di esibire il biglietto di cui era sprovvisto. Esasperazione da parte di Mom. È una situazione che non può essere accettata più. Stiamo facendo maggiori controlli. Questo sta dando anche i suoi risultati, quindi con l'impiego anche di esterni, quindi di vigilanti che in qualche modo possono garantire la sicurezza anche al nostro personale e all'utenza. Sentiremo ancora adesso il sindaco di Pieve di Soligo Soldan, perché ci sono baby gang che girano nel centro del paese e quindi la preoccupazione e l'allarme da parte dei commercianti di Piazza Vittorio. Emanuele. La mattina quando vengo, sì, perché io vengo qua alle 5:10, 5:15 e non c'è nessuno. Ti fa paura, mi chiudo dentro. Entrano nei locali con fare arrogante e aggressivo, non ascoltano gli inviti ad uscire, creano situazioni di disagio per i modi scontrosi e spesso irrispettosi dei clienti e delle persone. Dopo l'aggressione all'autista Mom in pieno centro di fronte al municipio da parte di un ragazzo di 17 anni, i titolari dei locali della piazza sono stanchi delle continue scorribande di giovani, per la maggior parte minorenni, che si ritrovano in gruppo nella zona e che girano impuniti. Cosa penso? Penso tutto quello che pensano tutti, che qua le leggi sono e allora si fa quello che le pare, chiunque fa come le pare, tanto non succede niente. Ci sono dei ragazzini che non è bello vederli così fuori, perché hanno dei comportamenti sbagliati nei confronti delle persone. Quando vengono dentro bisogna avere molta forza di volontà di star calmi, perché sennò più di uno sarebbe da mandarlo fuori e non è bello vederli in piazza, perché noi siamo abbastanza adulti, ma i vecchietti, questo mi fa paura, ecco, per gli anziani, per le persone deboli. Ragazzi di cui anche i residenti lamentano la presenza, poco inclini all'ascolto e al rispetto delle regole, soprattutto nei locali pubblici, dall'utilizzo dei servizi all'interno dei bar senza comprare nulla, all'atteggiamento strafottente nel chiedere i biglietti degli autobus. Ti fronteggiano, ti istigano non so spiegarti, però sono sbruffoni, hai capito? Anche quando vengono a prendere un biglietto, se non ce l'hai ti minacciano. Si unisce ai commercianti anche il sindaco Soldan. È il momento di dire basta, commenta, offriamo dei servizi e non è ammissibile che il lavoro delle persone possa essere messo a repentaglio in questo modo. Aggressività che non fa sentire nessuno al sicuro. Non ho paura perché io sono una che reagisco, riesco a reagire, quindi mi impongo. La paura è quando arrivo la mattina che non c'è nessuno, quella mi fa la paura, perché non si sa cosa aspetti fuori, ecco sì, quello sì. È stato arrestato a Crocetta del Montello e consegnato alle autorità tedesche che lo ricercavano un albanese responsabile di varie truffe con i bitcoin. Sentiamo. Ricercato per aver truffato a decine di clienti tedeschi che avevano investito in criptovalute 1.279.000 euro. Un 26enne albanese ha lasciato Tirana per l'Italia rifugiandosi a Crocetta del Montello, dove ha trovato una compagna e un lavoro. Ma su di lui pendeva un mandato di arresto europeo che gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nelle scorse ore, conducendo il giovane in carcere a Treviso, dove si trova ora a disposizione dei giudici della Corte d'Appello di Venezia per l'estradizione in Germania. I fatti contestati sono avvenuti tra il 2019 e il 2021 nella capitale albanese, dove il 26enne lavorava per una società di cyber trading. Truffa aggravata la contestazione che secondo la legge tedesca potrebbe costargli una condanna fino a 15 anni di reclusione. I truffatori spuntano come funghi, arrivano anche da altri paesi, ma molti arrivano qui in Veneto da altre
da altre regioni e 2 trasfertisti di Napoli sono stati arrestati perché hanno sottratto valori e soldi a una signora di 94 anni. Bisogna sempre fare molta attenzione. Il primo colpo era andato a segno, ma i 2 truffatori arrivati in treno da Napoli e scesi alla stazione di Terme Oganee in poche ore ci avevano provato ancora altre 8 volte tra Monselice, Galzignano Terme e Montegrotto. Nella loro trappola era finita un'anziana di 94 anni di Monselice. Al telefono il suo interlocutore, un forte accento campano, si era presentato come il maresciallo della stazione dei Carabinieri. Signora, sua figlia ha avuto un incidente in caserma, servono 3.000 euro per la cauzione, mando un avvocato a prenderli. È un copione consolidato quello usato. La signora è match caduta e all'avvocato, che si è presentato a stretto giro, ha consegnato 2.750 euro in contanti e anche la fede nuziale. Solo dopo che la donna ha chiamato la figlia, quest'ultima ha capito la truffa e subito ha avvisato i carabinieri. Immediata l'attivazione dei militari della compagnia di Abano Terme, che dall'arrivo di 8 telefonate in rapida successione da parte di anziani che segnalavano tentativi di truffa con la scusa del finto incidente, hanno capito che i 2 si erano spostati a Montegrotto, dove sono stati individuati nei bagni della stazione ferroviaria. Si aggiravano lì con fare sospetto e che ormai erano quasi in procinto di imbarcarsi sul treno per rientrare a Napoli, la loro città d'origine. I carabinieri hanno arrestato 2 giovani, un 19enne privo di precedenti e il complice di 27 anni, con in mano biglietti giornalieri di andata e ritorno da Napoli. Negli slip il 27enne aveva nascosto i 2.700 euro, il 19enne indossava la fede dell'anziana. Dai carabinieri una raccomandazione: quando dovesse capitare di ricevere una chiamata di questo tipo da parte di fantomatici o sedicenti carabinieri, poliziotti, finanzieri, bisogna piuttosto riattaccare e chiamare il 112 e accertarsi al massimo se effettivamente i carabinieri hanno cercato quella persona. Non ci sono casi in cui i carabinieri o le altre forze di polizia chiedono soldi ai cittadini, quindi mai, già questo deve essere un campanello d'allarme. Andiamo avanti con la cronaca, poi ci collegheremo con Sharon Di Carlo dal Bassanese, perché la Valsugana è ancora bloccata per la caduta di un enorme masso e quindi grossi problemi alla circolazione con il traffico in tilt. Ancora cronaca nera, un minorenne con una pistola in piazza a Santa Maria del Rovere. La polizia ha rintracciato e denunciato questo ragazzo che con l'arma e il passamontagna rinvenuti sul posto ha spiegato di aver voluto fare solo dei video da postare su TikTok. Roba da matti, vediamo. Lo scorso 17 ottobre era stato sorpreso in piazza Martiri di Belfiore a Santa Maria del Rovere mentre mostrava una pistola a un gruppetto di ragazzi, anche loro minorenni. All'arrivo di una volante della polizia era scappato lasciando cadere quella riproduzione di una Glock priva di tappo rosso. Le indagini della squadra mobile hanno consentito 3 mesi dopo di individuare e denunciare per porto abusivo d'armi un 16enne di origini albanesi. Quel giorno aveva anche abbandonato sul posto un borsello con all'interno un passamontagna che, secondo la sua versione di poi, doveva servire insieme all'arma solamente per realizzare dei video su TikTok. Ma la Procura dei minori di Venezia ha autorizzato una perquisizione domiciliare per verificare se invece il giovanissimo, armato e travisato, non avesse messo a segno dei colpi. Non è stato però rinvenuto nulla. Il 16enne era già stato denunciato in passato per ricettazione per essere stato trovato in possesso di una bicicletta di valore oltre 1.000 euro risultata rubata. Carenza di alloggi e caro affitti a Padova per gli studenti che sono in grosse difficoltà. Il Comune interviene con uno sportello. Sentiamo in diretta Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, siamo lungo il listone tra Palazzo Moroni e l'università per presentare questo progetto, perché già nei mesi scorsi, come vi ricorderete, abbiamo più volte raccontato la protesta degli studenti universitari che erano accampati proprio lì all'ingresso di Palazzo Bo con le tende per denunciare l'emergenza abitativa, carenza di alloggi e alloggi per quei pochi disponibili con prezzi esorbitanti anche per stanze in doppia. Hanno
sollecitato più volte un intervento della Regione. Intanto il Comune di Padova ha deciso di intervenire istituendo questo sportello che mette a disposizione le conoscenze degli studenti a favore di altri studenti che hanno bisogno di trovare alloggio, ma anche in caso di contratti poco seri la tutela legale gratuita da parte di avvocati dell'Ordine degli Avvocati. Qui con me c'è il consigliere comunale del Partito Democratico Pietro Bea, che in quanto consigliere responsabile delle politiche giovanili si è mosso per realizzare questa iniziativa. Di che cosa si tratta? Intanto buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno direttore. Sì, di fronte a un'emergenza abitativa che è scoppiata a Padova circa 2 anni fa e di fronte anche in seguito alla mobilitazione degli studenti con le tende che ha fatto cadere l'attenzione sul tema abitativo non solo per i giovani ma per tutto il Paese, come Comune abbiamo deciso di muoverci e di sostanzialmente cercare di dare delle soluzioni concrete compatibilmente a quelle che sono le nostre competenze, e riconoscendo una situazione di difficoltà di molti studenti e studentesse che vengono a Padova in una situazione di emergenza abitativa, purtroppo con carenza di alloggi di residenze universitarie, con carenza di case, canoni di locazione molto spesso a prezzi esagerati e contratti anche talvolta molto al limite, potremmo dire, o comunque non in canone concordato per studenti, abbiamo pensato di aiutarli coinvolgendo in questo sportello affitti quelle che sono le migliori realtà associative e professionali del nostro territorio. Ecco che quindi questo sportello si sta costituendo con un primo ascolto organizzato dai rappresentanti degli studenti dell'Associazione dell'Unione degli Universitari, che si occuperà di ricevere quelle che sono le segnalazioni di truffa oppure dare assistenza, sostegno e informazione basilare agli studenti e alle studentesse che hanno per l'appunto dei dubbi o delle difficoltà a trovare casa o a stipulare il contratto di locazione. Successivamente, se questi studenti e studentesse ne avranno bisogno, potranno usufruire di una consulenza legale gratuita offerta dall'Ordine degli Avvocati di Padova grazie a una convenzione che l'Ufficio Progetto Giovani e il Comune di Padova hanno stipulato con l'Ordine. In questa maniera qua, coinvolgendo le associazioni più attive sul territorio e allo stesso tempo l'Ordine e quindi i professionisti migliori del nostro territorio, cerchiamo di dare uno sportello che offra tutela agli studenti e alle studentesse e permetta sostanzialmente di far conoscere quegli strumenti che la legge e la nostra Costituzione mette a loro disposizione per tutelare i loro diritti. Diritto anche allo studio, perché se non si ha un alloggio per gli studenti fuori sede viene anche a mancare la possibilità di poter frequentare. Certo, infatti, come mi piace dire spesso, ho detto anche oggi in conferenza stampa, questa misura molto semplice, molto concreta, di fatto è una misura di lotta alle diseguaglianze, perché se uno studente, un giovane lavoratore, ma anche una famiglia che ha bisogno di un canone di locazione concordato, quindi a prezzo accettabile, e ha un reddito per l'appunto basso o comunque non alto, non è benestante, chiaramente il suo diritto allo studio, il suo diritto alla casa in questa situazione è incredibilmente compromesso. Se invece una persona è benestante, ha un reddito particolarmente alto, non è toccato da questa crisi abitativa, e quindi dare uno strumento, uno sportello che permetta di capire come tutelare i propri diritti, quali siano per l'appunto i contratti migliori per gli studenti universitari, è una misura che rafforza il diritto allo studio e compatibilmente con l'articolo 34 della nostra Costituzione dà il diritto alla casa a questi studenti e a queste studentesse e consente loro, nonostante le loro condizioni di reddito di partenza, di poter avere un posto dove studiare a Padova e così inseguire i propri sogni e proseguire i propri studi, che è la cosa più importante, perché ricordiamo sempre che per una città come Padova, con un grande ateneo, 70.000 studenti universitari, la permanenza degli studenti fuori sede, pendolare, ma anche quelli residenti a Padova nella nostra città, è una ricchezza, è un valore e una garanzia per un futuro più prospero per la nostra comunità. Sì, la popolazione studentesca a Padova, si dice spesso, è una città nella città proprio per la sua dimensione. Questo sportello affitti sarà operativo di pomeriggio, per il momento 2 pomeriggi alla settimana, ma potrebbero aumentare viste le numerose richieste, ed è in via Stratico 4, la zona del Portello, per eccellenza la zona universitaria dove insomma molti studenti risiedono. Io vi lascio con le dichiarazioni di Emma Ruzzon, la rappresentante degli
studenti in senato accademico e dell'avvocato Edoardo Furlan dell'Ordine degli Avvocati, che appunto ha spiegato nel dettaglio quello che sarà il supporto degli avvocati in favore degli studenti. Da Padova è tutto, la linea allo studio. Sarà uno sportello in cui gli studenti troveranno noi rappresentanti, almeno all'inizio, quando non si paleserà insomma, l'urgenza, insomma, la necessità di parlare con un avvocato. Sarà uno sportello di primo ascolto in cui daremo supporto e le informazioni di base per quanto riguarda il mercato pubblico e privato, anche il pubblico appunto se lo studente non sapesse di poter avere diritto a una residenza pubblica per esempio, per quanto riguarda una prima infarinatura sui contratti di locazione studenteschi, cosa è legale, cosa non è legale, a cosa possono avere diritto e non lo sanno, e per quanto riguarda anche le discriminazioni. Anzitutto di non farsi demoralizzare e di avere la consapevolezza che i diritti si hanno anche da studenti e quindi rivolgersi anzitutto agli studenti stessi e alle iniziative che oggi abbiamo ascoltato essere particolarmente importanti e soprattutto con una distanza peer-to-peer che sicuramente riesce a fornire un primo orientamento e poi in caso avvalersi anche dello sportello giovani che l'Ordine degli Avvocati di Padova in collaborazione con il Comune ha istituito alla fine dell'anno scorso e che ora è in fase di avvio. Le richieste che già sono pervenute allo sportello dimostrano che è un'iniziativa che sicuramente può aver successo e che può essere effettivamente d'ausilio proprio in quell'ambito di educazione alla legalità che è uno degli obiettivi del Consiglio dell'Ordine. Una notizia appena arrivata è molto importante per i Giochi Olimpici invernali del 2026 Milano-Cortina. Il CIO, il Comitato Olimpico, conferma che la costruzione o ricostruzione di una nuova infrastruttura non è essenziale per le competizioni di bobslittino e skeleton nelle prossime Olimpiadi del 2026. Il numero di piste esistenti al mondo, dice il CIO, è sufficiente, solo piste già funzionanti possono garantire sicurezza di struttura e atleti. La potenziale costruzione di una pista da bob legata a investimento pubblico resta al di fuori, conclude il CIO, delle competenze del comitato organizzatore Milano-Cortina e quindi questa è una notizia importante anche in relazione al fatto che c'è stata la gara appena chiusa con una offerta per la costruzione di una nuova pista di bob. Adesso vedremo se questa dichiarazione significa che non si potrà costruire una nuova pista o meno. Andiamo in diretta in Val Brenta da Sharon Di Carlo perché la chiusura della Valsugana ha mandato in tilt il traffico. A te Sharon. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo tornati qui dove tutto è cominciato, lo vedete alle mie spalle, lì in fondo. Venerdì scorso un masso di grandi dimensioni si è abbattuto sulla statale Valsugana, al momento chiusa, ma chiuso anche un altro tratto di strada, una chiusura che ha creato delle polemiche. Un'ordinanza del sindaco appunto di Val Brenta, Luca Ferrazzoli, ha chiuso il traffico nel tratto tra il ponte di Rialto Vastagna e il ponte località Costa di Valgadena. Una decisione, come dicevo, che ha creato un forte dibattito nel territorio. In prima persona il sindaco Dalmonte, il sindaco Francesco Dalmonte di Pove del Grappa, ha parlato di un nuovo lockdown e quindi noi siamo andati a intervistarlo per appunto capire la sua opinione. Ascoltiamo insieme l'intervista e vi restituisco la linea. Sindaco, lei ha fatto delle dichiarazioni importanti rispetto a questa chiusura, ci racconti? Sì, è una chiusura che non è stata condivisa per motivi che non conosco. Il prefetto ha convocato in maniera urgente, chiaramente subito dopo la caduta del masso, un tavolo tecnico dove è stato convocato chi ha ritenuto più opportuno. Non c'era Pove del Grappa come non c'era per dire Solagna, e quindi i comuni direttamente interessati allo sviluppo del traffico, insomma successivo a un'ordinanza o comunque a un decreto prefettizio. Lei ha detto che appunto questa ordinanza è un nuovo lockdown.
Sì, oggettivamente questo è un lockdown per noi. In Valsugana c'è almeno un 70% in meno di traffico, e quindi vuol dire che tutto il tessuto economico e sociale è chiaramente in difficoltà e non può assolutamente permettersi di questa chiusura di durare più di 45 giorni di quello che insomma hanno stabilito con l'ordinanza. Ricordi a tutti i cittadini, i telespettatori, come interviene questa ordinanza sul comune di Pove del Grappa? Di fatto taglia in due la valle, perché i residenti di Pove non possono passare per la Valsugana se non i lavoratori, insomma, delle ditte che insistono sulla Valsugana, ma tutti devono fare il giro per la Feltrina, quindi con disagi dal punto di vista di tempistiche ma anche di costi. E questo per oltre un mese e mezzo, corretto? Quello è il problema. Un mese e mezzo potrebbe essere anche che un commerciante o comunque un'attività può resistere, ma siccome i tempi sono assolutamente incerti, che dipendono da tanti fattori, quindi dalla quantità di massi che devono tirare giù dalla montagna piuttosto che da ANAS e i lavori nel cavalcavia, un tempo più lungo veramente porterebbe alla chiusura di tante attività. Quindi cosa chiede lei oggi? Io ho già chiesto al prefetto stamattina un tavolo urgente dove siano interessati tutti i comuni che hanno difficoltà, quindi tutti i comuni che, vista l'ordinanza della Val Brenta, sono interessati alla modifica del traffico. Un tavolo tecnico dove tutti mettono le idee per riuscire a trovare una soluzione alternativa a questa chiusura totale. Grazie a Sharon Di Carlo. Vicenza è blindata, è alto il livello di sicurezza per sabato in vista delle due manifestazioni pro-Palestina e contro la presenza di espositori israeliani a Vicenza Oro. Misure speciali di sicurezza approntate durante la riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza in Prefettura. Sentiamo Luisa Bertini. Vicenza blindata sabato 20 gennaio per le due manifestazioni a sostegno della Palestina e per protestare contro la presenza di espositori di Israele alla Fiera Oro. Misure di sicurezza speciali, come comunicato dalla Questura di Vicenza, predisposte a seguito della riunione del Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto ieri dal prefetto. La prima manifestazione, prevista dalle ore 10 alle 13, convoglierà i centri sociali del nord-est in un corteo organizzato dal Centro Sociale Bocciodromo. La seconda, dalle ore 14 alle 19, è organizzata dalla comunità palestinese con partenza da Viale Roma e arrivo all'anfiteatro di Via Baracca. Ma specifici e mirati servizi di sicurezza e vigilanza al complesso fieristico saranno predisposti per tutta la durata dell'evento e anche in orario notturno. L'afflusso e il deflusso dei partecipanti alla fiera Vicenza Oro sarà regolato attraverso varchi presidiati da personale di vigilanza privata e monitorato dalle forze di polizia. Chiaramente l'auspicio è che le manifestazioni si tengano tutte in maniera pacifica. Ho detto chiaramente nei giorni scorsi che dal nostro punto di vista la città di Vicenza è accogliente con tutte le popolazioni e tutte le nazioni, quindi con gli espositori che arrivano da qualsiasi paese, compreso Israele. Ho anche detto che è l'occasione per ribadire da Vicenza la richiesta di un cessate il fuoco. Alto il livello di attenzione anche in base alle intenzioni dichiarate dai promotori del corteo che si svolgerà nella mattina di sabato, intenzioni diffuse sui vari social, quali arrivare alla fiera per bloccare il padiglione israeliano, in quanto considerato, si legge nella nota diffusa dal Centro Sociale Bocciodromo, a servizio dell'economia di guerra. Il questore ha disposto che il corteo non si avvicini al quartiere fieristico, partirà da Via Rossi per concludersi all'anfiteatro di Via Baracca. C'è più attenzione che preoccupazione. Credo assolutamente che le forze dell'ordine e chi sta approntando tutti i meccanismi di sicurezza farà in modo che la manifestazione si svolga nella maniera più serena e tranquilla possibile, anzi l'auspicio, e siamo convinti che sarà così, sarà che sarà una delle migliori e più importanti edizioni di Vicenza Oro. Dopo aver sentito il sindaco Giacomo Possamai siamo andati a sentire i cittadini. È giusto che ci siano queste manifestazioni contro la partecipazione? No, non è giusto.
E il mondo è libero, si può fare quello che vuole. È un'altra cosa, secondo me, cioè è sempre un lavoro, è un business, è un commercio. Secondo me uno stand così alimenta le tensioni. Fa parte del dovere civile dei cittadini manifestare per le cose che ritengono giusto, poi bisogna valutare le forme e i modi. Una manifestazione, per quanto possa essere legittima, seria, quindi come tutte le manifestazioni assolutamente non va bloccata, però rischia di essere veramente troppo polarizzata. È difficile prendere parte per uno o parte per l'altro, è il caso di starne fuori da ulteriori complicazioni. Quindi è giusta o no questa partecipazione secondo lei? Per me sì, perché proprio esiste la libertà. Forse non è così grave che partecipino. Certo che il problema Israele è forte, però forse non per la fiera dell'oro. Non si risolve niente, è inutile andare a protestare, tanto può avere ragione uno o avere l'altro a seconda dei punti di vista, quindi è inutile perdersi in quelle cose politiche. Quindi secondo lei queste manifestazioni non sono adatte all'argomento fiera dell'oro? No. Penso proprio di no, perché potrebbero portare anche degli introiti. La partecipazione non deve essere mai penalizzata e impedita, ovviamente deve rispondere a determinate caratteristiche, quelle che sono quelle di salvaguardare la libertà anche degli altri e il rispetto innanzitutto delle persone. Lavoro è lavoro, per cui devono lavorare anche se sono in guerra. Quindi è un campo dove la politica è meglio lasciarla fuori, dice. Decisamente. Interviste di Sharon Di Carlo, adesso andiamo in pubblicità, ma state con noi perché sarà qui ospite l'onorevole Alberto Stefani, segretario regionale della Lega. A tra poco. Siamo di nuovo in diretta con Focus TG, come vi avevo anticipato è qui con noi l'onorevole Alberto Stefani, che è segretario regionale della Lega e presidente della bicamerale per l'autonomia. Grazie molte, onorevole. Un saluto a tutti i telespettatori. Grazie molte. Abbiamo detto fin da ieri sera una fase molto importante per l'autonomia che sta accelerando, si stanno votando gli emendamenti, martedì alle 16:30 il voto finale in Senato, no? Sì, il voto finale in Senato, l'esito di un percorso che ha visto l'autonomia prima essere passata per il Consiglio dei Ministri, poi in Commissione Affari Costituzionali del Senato con oltre 4 mesi di audizioni e votazioni e oggi ormai siamo all'ultimo miglio, possiamo dirlo, dopo la votazione di oltre 300 emendamenti nella giornata di ieri, martedì ci sarà e tra l'altro in diretta televisiva il voto finale al Senato. Poi ovviamente il percorso continuerà nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera e contiamo che entro le europee possiamo avere il via libera al DDL Autonomia, quindi un risultato davvero storico perché per la prima volta in 30 anni abbiamo un disegno di legge che è stato incardinato, viene votato da un ramo del Parlamento, adesso viene votato dall'altro ramo del Parlamento. Ecco, quindi la legge per l'attuazione dell'autonomia, ovviamente poi per vederne gli effetti concreti bisognerà aspettare ancora un po', ma sarà veramente una tappa fondamentale dopo, con il voto anche alla Camera. Continuano gli attacchi da parte del centro-sinistra, si continua a parlare di secessione dei ricchi, l'Italia devastata, soprattutto il Mezzogiorno. Come rispondete a questo? Rispondiamo dicendo che chi fa questi attacchi non ha letto bene il testo di legge. Tra l'altro l'autonomia è un percorso che è prevista dalla nostra Costituzione. L'autonomia che noi chiediamo l'abbiamo chiesta sulla base dell'articolo 116 della Carta Costituzionale, che tra l'altro è l'effetto di una riforma del 2001, la famosa riforma del titolo quinto, che è stata votata dal centro-sinistra. E quindi sono accuse assolutamente infondate. Peraltro il nostro percorso autonomista e regionalista si inserisce nel solco di un decentramento politico e amministrativo, che è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, quella che magari il centro
centrosinistra e il Movimento 5 Stelle qualche anno fa sventolava in aula. E poi vorrei dire che i livelli essenziali delle prestazioni semmai sono una garanzia per tutte le regioni, per tutti i territori, perché garantiscono degli standard. Il livello essenziale della prestazione è come se lo Stato decidesse un nucleo invalicabile di prestazioni sotto il quale lo Stato non può andare. Quindi una garanzia che viene data a tutti i territori sulla base delle proprie caratteristiche, e sulla base di questi poi avverrà il trasferimento di competenze, di funzioni per quelle regioni che l'hanno chiesto. Noi abbiamo richiesto tutte e 23 le materie con dei risultati importanti, perché vorrei dire anche solo dal punto di vista dell'istruzione, che magari riguarda tantissime famiglie che magari ci stanno seguendo, che non hanno insegnanti di ruolo, non hanno insegnanti di sostegno magari per i propri figli che hanno magari qualche difficoltà e che quindi necessitano di essere seguiti da un insegnante di sostegno, magari non hai dirigenti scolastici. Con la riforma dell'autonomia tutto questo viene diciamo avvocato a livello regionale, e questo garantisce a livello regionale la possibilità di avere insegnanti che vengano assunti qui con il ruolo in Veneto. E questo è una vera rivoluzione. Se uno va a vedere le scuole e si relaziona con gli studenti, io lo faccio tutti i giorni perché sono anche sindaco di un comune e mi relaziono magari con tanti studenti che fanno parte di anche scuole superiori del mio territorio. Il grande dramma è che questi ragazzi vanno a scuola e non hanno insegnanti, hanno una forte precarietà nell'azione della docenza, sono spesso senza insegnanti di sostegno, e questa sarà una grande rivoluzione per quanto riguarda l'istruzione. Ma poi ci sono altre 22 materie importantissime: il commercio con l'estero, le politiche attive del mondo del lavoro, il miglioramento delle prestazioni in ambito sanitario, che sarà una ricaduta, visto che la sanità è già una competenza regionale, ma con una programmazione di carattere nazionale che negli anni scorsi diciamo è un po' venuta a mancare, soprattutto per quanto riguarda un governo che magari non sempre, soprattutto durante il governo Conte 2, ha saputo dare attenzione a questo tema. Però insomma vorrei dire che questa è una grande rivoluzione per il Veneto, che è nata dai veneti, perché il referendum sull'autonomia è frutto della grande volontà dei veneti, che ha dato un risvolto e un eco mediatico nazionale e non solo per quanto riguarda il nostro territorio, del Consiglio regionale del Presidente Zaia e del partito che rappresento, la Lega, che l'ha posta al centro dell'agenda politica nazionale, e questo è un risultato di cui sono orgoglioso. Ecco, onorevole Stefani, poi c'è un'altra accusa da parte dell'opposizione, che ci sarebbe uno scambio premierato-autonomia, no? Fratelli d'Italia-Lega. Allora, è uno scambio che in termini non può verificarsi per questo motivo. L'autonomia è una legge ordinaria, e quindi, come tutte le leggi ordinarie, necessiterà semplicemente di un voto al Senato e di un voto alla Camera sullo stesso testo. Mentre il premierato è una riforma di carattere costituzionale. La riforma di carattere costituzionale prevede un doppio passaggio tra Camera e Senato, quindi con mesi di lavoro nelle commissioni, in aula, e termini di votazione molto più lunghi rispetto a quello del disegno di legge autonomia. Ne è una prova evidente, e tutti lo possono verificare, il fatto che il Senato martedì approverà il disegno di legge autonomia e il premierato ancora non è arrivato in commissione, e quindi non si sta ancora discutendo di questo. Prima noi porteremo a casa l'autonomia, poi ci sarà la riforma del premierato, e quindi questo è qualcosa che noi tra l'altro come Lega Veneta avevamo chiesto e che abbiamo ottenuto. Poi ci sarà tutto il lavoro delle intese regionali, ma su questo la nostra regione possiamo dire che è già avanguardia, perché l'intesa l'aveva già proposta anche nei governi precedenti, e quindi possiamo dire che queste accuse che vengono fatte, tra l'altro, non tengono conto del fatto che sia il premierato sia la legge sull'autonomia fa parte di un accordo di governo con cui ci siamo poi presentati agli elettori. E infatti sono state molto apprezzate anche dal Presidente Zaia le parole della Premier Meloni durante la conferenza Fiume, in cui ha detto l'autonomia e responsabilizzazione è un vantaggio per tutte le regioni, non soltanto per il Nord. Possiamo tornare sui LEP, cioè spiegare bene la questione dei LEP, i livelli essenziali di prestazione, per capire che cosa comporta la definizione dei LEP. Sì, allora i LEP sono dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè degli standard
che lo Stato definisce. Sotto quel livello di prestazione lo Stato non potrà andare. E tra l'altro questa determinazione dei LEP è qualcosa che in altri stati europei, in altri stati avanzati c'è già da tempo. Perché? Perché garantisce un controllo di gestione, è come un'azienda che sa già prima quali sono gli standard che vuole raggiungere, quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere sulla base di determinati costi e fabbisogni. Questi costi e fabbisogni standard sono definiti dalla SOSE, che è una società pubblica, che tra l'altro più volte è venuta in audizione anche in commissione bicamerale, e che non può sicuramente essere ascritta a destra o a sinistra perché fa un lavoro puramente tecnico. Il comitato dei LEP ha come presidente Sabino Cassese, che non è di sicuro un uomo che può essere definito di destra e non è di sicuro un uomo che può essere diciamo ascritto alla Regione Veneto o alla Regione Lombardia. Lui stesso ha detto: chi pensa che questa riforma spacchi il Paese non ha letto il testo di legge, non ha letto il fatto che esistono dei LEP che, ripeto, garantiscono anche a tutti i territori un'uniformità di prestazione, e quindi lì dove quella prestazione non c'è o lì dove quella prestazione non è erogata in maniera efficiente, lì bisognerà intervenire, e questo sarà un ulteriore aiuto per alcune regioni, perché lì dove quel livello essenziale delle prestazioni, nonostante sia data una determinata somma economica, non viene raggiunto, in quella regione i cittadini sapranno che quella classe dirigente non ha ottenuto gli standard minimi che lo Stato si è prefissato di erogare in quella regione, e quindi ci sarà anche un controllo politico elettorale nei confronti di classi dirigenti che in alcune aree del nostro Paese, oltre ad aver sprecato delle risorse pubbliche, hanno creato delle forti difficoltà poi nel divario con il nord, perché poi a me fa sorridere quando parlano di decreto Spacca Italia o di disegno di legge Spacca Italia, perché il divario che si è verificato in questo momento tra nord e sud è avvenuto con un contesto costituzionale che è tutt'altro cioè con un contesto, possiamo dire, anche di gestione delle risorse che è tutt'altro che autonomista. In questo momento l'autonomia non c'è e c'è un divario. Vogliamo provare a pensare che magari con questa riforma che responsabilizza i territori questo divario venga meno o che magari venga addirittura ridotto pesantemente? Questa è la nostra sfida, è la sfida che la Lega ha lanciato al Paese ed è una sfida che sono sicuro che vinceremo nel segno dell'efficienza e dell'efficientamento di come le risorse vengono erogate. E questo a 2280 giorni dallo storico referendum del 22 ottobre del 2017, per cui si sta andando con una forte accelerazione verso il traguardo. Onorevole Stefani, venendo invece alla campagna elettorale, alle regionali, alle europee, adesso in Sardegna c'è stato il passo indietro del governatore Solinas, quindi il candidato dovrebbe essere il sindaco di Cagliari, Truzzo, questione che era stata collegata a quella della presidenza della regione Sardegna al terzo mandato, no? Il terzo mandato è ancora così, è ancora lì nell'aria, se ne parla, si fanno tante ipotesi, riguarderebbe non soltanto il presidente Zaia ma anche altri 3 governatori, e cioè Bonaccini in Emilia Romagna, De Luca in Campania, Emiliano in Puglia. Qual è oggi come oggi la situazione? Ma io quando ho presentato questo progetto di legge sul terzo mandato l'ho fatto perché ritengo una misura di buon senso il fatto che un presidente che ha fatto bene nel proprio territorio possa ripresentarsi. Poi saranno gli elettori o i partiti prima a decidere se lui sarà sul serio poi il candidato e gli elettori poi a dare un controllo elettorale del mandato del proprio presidente. E quindi io ritengo davvero assurdo pensare che un presidente possa non ricandidarsi, soprattutto se ha fatto bene, perché questo disincentiva magari il secondo mandato ad ottenere dei grandi risultati. Credo invece che in alcune regioni d'Italia questo sia avvenuto, tra l'altro riguarderà in futuro altre regioni, perché il Friuli è al secondo mandato, la Lombardia è al secondo mandato, la Liguria, probabilmente in futuro anche il Piemonte, visto che va al voto quest'anno. E credo che se un presidente e una squadra ha fatto bene, sia giusto che abbia la possibilità di ripresentarsi agli elettori e di poter avere il mandato elettorale. Fratelli d'Italia
in Sardegna ha ipotizzato la figura del sindaco di Cagliari, che dovrebbe essere il candidato sindaco poi di tutto governatore di tutto il centrodestra. Credo che sul terzo mandato siano possibili anche convergenze di altri partiti, perché non è una scelta di indirizzo politico, è una scelta ordinamentale, una scelta di buon senso, io la chiamo così, l'ho presentata in Commissione Affari Costituzionali, spero venga calendarizzata il prima possibile, anche per aprire una discussione. Poi saranno i parlamentari del centrodestra a dover trovare una quadra, ovviamente in maggioranza, ma io credo sia una misura di buon senso e contro la quale nessuno possa dire nulla. Insomma. Ecco, ovviamente Fratelli d'Italia e Forza Italia sono contrari anche per opportunismo elettorale, no? Allora, diciamo anche che ovviamente chi ha un presidente come Luca Zaia non possa che avere anche un interesse, possiamo dire, politico affinché Luca Zaia possa ripresentarsi, perché sono sicuro che otterrebbe ancora una volta un grandissimo risultato dal punto di vista elettorale, però al di là di questi ragionamenti politico-elettorali, io credo che su scelte come questa, che è una scelta di libertà, di democrazia, vada proprio visto questo, cioè il fatto che gli elettori possano rivotare il proprio presidente. Poi magari diranno no, mi ha stancato, no, non ha fatto bene, scelgo qualcun altro. Ma perché io, legislatore, devo vincolare i cittadini di una regione a non votare una determinata persona? Io credo che questo sia assolutamente scorretto. Ecco, lei è anche sindaco di Borgoricco, il terzo mandato dovrebbe valere anche per i sindaci, ma sembra che l'ipotesi di concederlo almeno ai sindaci che amministrano comuni inferiori ai 15.000 abitanti non sia passata, o sbaglio? Allora, non rientra in questo ultimo disegno, di quest'ultimo decreto legge. La volontà della maggioranza è comunque quello di approvare questo terzo mandato, anche perché fare il sindaco non è una cosa semplice, non è così semplice reperire candidati sindaci, e se ne stanno accorgendo anche quei partiti che magari ne hanno qualcuno in meno di noi, e credo anche che il terzo mandato sia una scelta anche in questo caso di buon senso. Se un sindaco ha fatto bene nel suo comune, perché non può ripresentarsi e magari chiedere agli elettori se vorranno ancora una volta avere lui come sindaco o magari avere qualcun altro? Io credo che la parola aspetti sempre agli elettori e a loro il giudizio finale anche dell'operato politico di qualsiasi figura politica. E lo diceva proprio ieri sera Fabio Bui, che è stato presidente della provincia di Padova per il Partito Democratico, diceva non troviamo più i sindaci, non c'è più nessuno che si vuole candidare, per cui tanto va. No? C'è un tema di responsabilità nel fare il sindaco come nel fare altri lavori, che è molto intenso, e quindi chiaramente queste difficoltà, unite anche magari a una necessità che i partiti possano esprimere una classe dirigente adatta al ruolo, si intrecciano, ed è necessario dare una mano anche poi nei territori, perché il sindaco è una figura chiave per un paese, per una comunità, ed è un simbolo per un territorio. Io lo dico sempre e credo che su questo vada fatto un lavoro importante a livello governativo. Allora, onorevole Stefani, andiamo in pubblicità, 2 minuti, state con noi perché se riuscirò a parlare, parleremo del risultato del voto sul fine vita tra poco. In diretta con l'onorevole Alberto Stefani, deputato della Lega, sindaco di Borgoricco e presidente della Commissione bicamerale per l'autonomia. L'autonomia sta accelerando, auspichiamo tutti che si possa arrivare a un risultato che è stato richiesto in quel referendum del 2017 da quasi 2,5 milioni di veneti. Onorevole Stefani, la questione invece del voto sulla proposta di legge sul fine vita, hanno prevalso i no per un voto. Il Presidente Zaia aveva lasciato libertà di scelta, perché è un tema delicato che riguarda le coscienze di tutti. Si deve dare anche un'interpretazione politica o è proprio una questione? Ma io
rimango un po' perplesso quando si vuole dare un'interpretazione politica su un voto etico, perché la Lega ha lasciato volutamente libertà di coscienza perché era giusto farlo. Io posso assicurare che né io né il Presidente Zaia abbiamo minimamente influito sulle scelte dei consiglieri perché abbiamo ritenuto giusto far così. Peraltro la proposta di legge non è una proposta di legge che ha portato la Lega o che ha portato il Presidente Zaia, è una proposta di legge popolare che ha ricevuto le firme sufficienti per poter essere discussa in commissione prima e in Consiglio regionale poi. Quindi non c'è nessuna valutazione politica da dare, c'è stato un confronto tra i consiglieri regionali, ognuno ha avuto libertà di coscienza di fare quello che preferiva fare sulla base anche delle proprie convinzioni. Ripeto, su un voto etico emergono delle convinzioni personali, religiose, di qualsiasi tipo di orientamento personale, e quindi abbiamo ritenuto giusto far così. Chi legge una valutazione politica da parte dei consiglieri regionali che hanno tra l'altro riconosciuto ancora una volta una leadership importante al Presidente Zaia anche insomma in queste ore, credo sia davvero fuori luogo e che magari non abbia alcun senso. I voti reali poi politici sono sui grandi temi di indirizzo politico che hanno a che fare con la regione, non di sicuro su un voto etico su cui tra l'altro abbiamo dato noi pubblicamente, insomma chiunque può verificarlo anche sulla stampa, abbiamo dato preventivamente libertà di voto, libertà di coscienza, così come era giusto fare. No, tra l'altro è sempre bene ricordare che il suicidio medicalmente assistito è previsto dalla Costituzione, che si è pronunciata a riguardo, ovviamente all'interno di un ambito molto ristretto che riguarda persone che sono veramente gravemente ammalate, che hanno la SLA, che sono in stato vegetativo e che hanno il diritto di chiedere di porre fine alle sofferenze. Questa legge avrebbe in sostanza consentito al Veneto, come prima regione, di attrezzare le strutture sanitarie perché chi dovesse fare ricorso al suicidio medicalmente assistito lo possa fare qui in regione, cosa che per ora ovviamente non è andata in questo senso. Peraltro, no? Direttore, mi permetta solo di aggiungere una piccola cosa, il Veneto è stata la prima regione a garantire questa discussione. Io sono felice che in una regione, in un consiglio regionale, ci possa essere la discussione su un tema così importante, lasciando libertà di coscienza ai propri consiglieri regionali. Se questo deve essere visto come una manovra politica da parte di qualcuno nei confronti degli altri, lo trovo davvero fuori luogo. Credo che sia stato un gesto di democrazia, un gesto di libertà e soprattutto sia stata data una lezione di politica. Questo è quello che penso io e ho ringraziato anche il Presidente Zaia per aver garantito questa discussione in Consiglio regionale. Tra l'altro il Presidente Zaia, rispondendo alle domande dei giornalisti che dicevano ma Salvini ha votato no, e lui ha risposto, e Alberto Stefani ha votato sì, no, come dire c'era libertà di scelta. Sì, ma io ripeto, in un voto come questo, chiunque avrebbe potuto assistere ad audizioni e a interessarsi del tema. Io ho semplicemente detto chiunque, anche un segretario di partito, nel momento in cui assiste ad audizioni, si interessa del tema, verifica quello che ritiene giusto, poi può votare quello che vuole, non c'era una linea di partito, altrimenti se avessimo voluto dare una linea di partito avremmo scelto il sì e il no e il risultato sarebbe stato completamente diverso, non sarebbe stato un sostanziale pareggio. Questa è la realtà dei fatti ed è questo che si può verificare, insomma, anche plasticamente poi nel voto del Consiglio regionale. Ecco, tornando all'autonomia, ci sono 200 eventi che sono stati previsti proprio per parlare di autonomia, girando per il Veneto. Di cosa si tratta? Sì, domani lanceremo questo tour, nel corso del tempo poi si aggiungeranno le varie date che sono in fase organizzativa. Vogliamo lanciare un vero e proprio tour sull'autonomia, quindi andare a toccare tutti i comuni del Veneto, illustrando i risultati dell'autonomia, spiegando con i nostri rappresentanti parlamentari, consiglieri regionali, ministri, presidente, magari nei luoghi simbolo, quali risultati concreti poi l'autonomia darà ai cittadini, e credo che i cittadini siano anche molto interessati
interessati, visto che questo percorso è nato grazie ai veneti e grazie al voto di ciascuno di loro. Noi vogliamo illustrarli, farli fare questi incontri che quindi non saranno dei comizi politici, non saranno dei comizi diciamo elettorali, ma saranno delle serate di incontro della cittadinanza e di illustrazione. Vogliamo spiegare ai cittadini quello che stiamo facendo nelle istituzioni e i risultati che l'autonomia porterà ai veneti e a tutti coloro che l'hanno chiesta. Ecco, tra l'altro ricordo che c'è un sito, è il sito proprio dell'autonomia, dove si spiega tutto, ci sono interventi, il portale dell'autonomia molto interessante, molto dettagliato. La scuola politica? Sì, la scuola politica è questo strumento di formazione che io ho fortemente voluto per questo partito, perché ritenevo necessario cominciare a formare soprattutto le nuove generazioni, ma anche quelli che magari già ricoprono una carica istituzionale nei comuni, e aggiornare l'attività politica con quella che è poi con quelli che sono i temi di tutti i giorni, i temi di attualità, e quindi lo vogliamo fare in collaborazione con centri studi, con associazioni di categoria. Domani avremo la CGA di Mestre appunto sul tema fiscale, in collaborazione con economisti e membri del governo, quindi sono scelte di formazione che vogliono migliorare la qualità di un partito, migliorare la classe dirigente, riuscire anche ad esprimere delle figure magari nelle amministrazioni capaci poi di ricoprire l'incarico con competenza e qualità, perché poi la differenza la fanno le persone, soprattutto a livello locale. La necessità appunto che hanno i partiti è quella di esprimere la migliore classe dirigente. Noi vogliamo formarli, noi vogliamo costruire questa classe dirigente, vogliamo parlare anche con i fatti, e quindi questo strumento è assolutamente necessario. Ecco, si dice spesso c'è uno scollamento tra cittadini e politica. C'è un riscontro in Veneto di un'attenzione, una sensibilità anche da parte dei giovani per la politica? Sicuramente i giovani sono la classe politica, sono la classe di elettorato, diciamo, che secondo tutti gli studi che sono stati fatti è quella che meno va a votare. Però a me non piace dare la colpa ai giovani, preferisco pensare a cosa la politica può fare per questi ragazzi e quali sono magari le tematiche che invece allontanano i giovani rispetto alla politica, e la politica deve fare il percorso inverso, quindi magari incontrare i giovani, aprire le porte delle scuole politiche, aprire le porte delle sezioni di partito, aprirsi al mondo della società civile, garantire a questi giovani magari la possibilità di entrare nella pubblica amministrazione, quindi fare il consigliere comunale, fare l'assessore, fare il sindaco. Io ho fatto il sindaco a 25 anni, ho fatto il consigliere comunale a 19 e ringrazio un partito che ha scelto di investire in un giovane, perché poi magari questo non avviene in tutti i partiti, e noi stiamo facendo un grande lavoro su questo. Magari richiede un po' più di fatica, perché è più facile magari confrontarsi con chi ha avuto 40 anni di esperienza politica, è molto più difficile investire in un giovane, però magari poi i giovani possono dare qualche idea innovativa e vedere le cose da un angolo visuale completamente diverso. Quindi noi vogliamo investire in questo, lo stiamo facendo. Domani avremo una scuola politica con oltre 600 partecipanti, quindi un risultato davvero molto importante, e questa è la strada che secondo me permette di recuperare i giovani all'interno del mondo della politica. Onorevole Stefani, grazie molte, grazie a lei per essere stato con noi. Ci vedremo ancora, perché daremo aggiornamenti proprio sull'autonomia che è addirittura d'arrivo, quindi grazie davvero e buon lavoro. Saluto i nostri registi Tony Esposito e Italo Morao. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Grazie, arrivederci.